Nei giorni scorsi Guardiamo il mondo dal punto di vista dei bambini e questo è il tema di un incontro voluto dall'onorevole Maria Grazia Brandara alla presenza della vicepresidente della regione Mariella Lobello. Nel corso della manifestazione diversi video trasmessi commentati dai bambini che hanno anche scritto e letto le loro riflessioni ai presenti su come immaginano la loro futura città. Nel corso della serata è stato anche trasmesso un video dedicato ai bambini con una canzone il cui testo è stato scritto da Maria Grazia Brandara, musicata da Gigi Finistrella e Graziano Mossuto. È proprio cominciando dalla scuola che vogliamo dare voce ai bambini e alle tante richieste che dai loro compiti e ai loro temi vengono. Questo è un momento in cui cercheremo di far sapere agli adulti, a noi adulti che siamo genitori o nonni, ciò che spesso i ragazzi studiano in classe. Una scuola che premia chi studia, che invece cerca di aiutare chi non ce la fa, ma che certamente non può premiare chi invece non si impegna. Mentre invece poi uscendo dalla scuola si va in una società dove la meritocrazia conta molto poco, dobbiamo fare in modo che i valori della scuola possano passare nel futuro dei bambini senza mortificare l'impegno, la competenza e perché no anche tanti sacrifici che i bambini prima e gli studenti poi fanno. Nasce quasi per caso perché qualche tempo fa, diciamo in un momento anche difficile della mia vita, dovendo occupare il tempo, insieme ad un mio amico Ettore Franzini, che saluto, che è un docente della LUMSA, abbiamo scritto il testo di una canzone dedicata ai bambini. Poi grazie a Gigi Finistrella è stata musicata e abbiamo avuto la possibilità di parlare con Andrea Sardo, che è stato fantastico, per realizzare un videoclip. Allora abbiamo pensato di presentarlo, visto che siamo in un periodo comunque elettorale, abbiamo pensato di presentarlo alla città per dire guardiamo un po' che il mondo dal punto di vista dei bambini. E questa, l'iniziativa di oggi nasce in questo senso. Ricordiamo anche un'iniziativa fatta qualche giorno fa a Licata, che lei ha piantumato tanti alberi proprio dedicati ai tanti bambini che nel suo periodo di commissariamento sono nati. Sì, sono nati 117 bambini e quindi abbiamo bonificato una parte del Lungosalso, abbiamo piantato 117 alberelli di agrumi, arance, mandarini e limoni che portano la targhetta ciascuno del bimbo che è nato in quel periodo. Abbiamo fatto una bella manifestazione, i bambini erano contenti e io più di loro, perché non ci può essere soddisfazione più grande che quella di vedere il sorriso di un bambino, e allora sono molto contenta.